conosciamo più da vicino i prodotti protagonisti di questa giornata, lo facciamo con due produttori. In questa casetta troviamo Catanese Mariana, azienda agricola. e poi... Carmela Anastasia, azienda agricola Gerasie. Allora, in che cosa è specializzata la sua azienda? Noi intanto vediamo i prodotti principi di questa domenica. Sono specializzato nella mela Lappella, poi oltre questo base periodo ho agrumi, ho nespole, l'estate ortaggi. Parliamo di questo frutto molto peculiare, meraviglioso anche perché riesce a profumare tutto l'angolo di questa piazza e proprio la caratteristica principale credo che sia il profumo appunto. Sì, appunto la caratteristica di queste mele è il profumo che sprigionano, più maturano e più profumo fanno. E poi oltretutto si possono fare anche infornate che sono come delle caramelle, diciamo, praticamente. Allora, proviamo a descriverle perché credo che proprio sul mercato, comunque al di fuori della Valle del Mela sia proprio difficile trovare un prodotto simile. Come si presenta? Praticamente siamo a San Pier forse 2 o 3 i produttori. È una mela di piccole dimensioni. La media è questa qua, non è una mela normale che si fa grande, è una piccola, più di così non riesce ad ingrossare. Ha una forma schiacciata ma anche la buccia, la sento molto... Ha una forma schiacciata e la buccia è molto oleosa e è questo che è il profumo che noi sentiamo. Dalla questa forma oleosa, più è matura e più oleosa si fa e più profumo fa. Proviamo a descrivere il gusto, è molto dolce. Come gusto sì, è molto dolce e poi anche molto ossidante. Tu quando la tagli, una volta che la tagli diventa subito scura, però attenzione, non è che va male, è proprio la caratteristica della mela, è molto ossidante ed è molto dolce, è croccante, è dolcissimo. Qual è l'uso migliore che si può fare di queste mele, oltre a gustarle così in naturalezza? Ma secondo me è proprio questo, gustarle così in naturalezza e poi infornate. Questo qua è la morte sua, ecco. Nei giorni scorsi sui nostri social e sulle nostre reti abbiamo visto nonna Carmela preparare proprio le mele infornate, un video che è diventato virale raggiungendo milioni di utenti incuriositi dall'aspetto di queste mele, forse un po' sfortunati perché magari impossibilitati ad assaggiarle. Sono delle vere delizie. Molto, sì, sono delle delizie, sono praticamente delle caramelle. Cioè il gusto è perché mettendolo nel forno loro si asciugano e rimane proprio la polpa dentro che c'è e quella polpa è una cosa, bisogna assaggiarle, se no secondo me è una cosa indescrivibile. Era abitudine magari delle nostre nonne preparare questi dolcini in assenza di altro in tempi un po' più sfortunati di oggi, no? Sì, una volta questi erano i dolci, una volta non è che esistevano le caramelle, tutte queste cose che ci sono adesso ed era proprio la caratteristica era questa qua che anche per il periodo di natalizio spesso li facevano. Qui vedo delle mele diverse, un po' nel colore, diverse anche nella forma. Queste sono invece le mele limoncelle, sono una mela prettamente di montagna. Noi abbiamo un impianto di questo tipo di mela, proprio perché crediamo nella possibilità, cioè che sia giusto comunque continuarla a coltivare perché è una varietà autoctona e quindi del luogo, proprio prettamente del luogo, come pure la mela Lappella. Ha delle caratteristiche molto differenti rispetto alla mela Lappella? Mentre la mela Lappella è molto dolce, questa invece ha un retrogusto al limone con un po' amarognolo, però è buonissima, profumata, ha un altro tipo di profumo, però è lo stesso profumata. Retrogusto al limone, quindi è da questo che deriva il suo nome? Sì, da questo deriva il nome di mela limoncella. Prettamente una mela di montagna, di solito si presenta come una mela con dei puntini neri, all'interno con la polpa bianca, molto gustosa. Nonostante il sapore aspro, quindi buona da mangiare e buona anche per fare altri tipi di preparazioni. Vediamo qui dei vasetti. Sì, quest'anno ci siamo ingegnati, abbiamo prodotto, cioè la seconda volta che produciamo delle marmellate, proprio perché crediamo nella continuazione della coltivazione di questa mela. Siamo ancora una di quelle pochissime aziende che credono sulla valorizzazione del territorio, del nostro territorio. Quindi abbiamo qui la marmellata, un prodotto a chilometro zero. Sì, abbiamo fatto produrre in un laboratorio qua vicino ed è prodotta con queste mele con l'aggiunta di arancia.